Guagliù, buonasera, da grande maleducato come sempre, inizio 2 minuti a ropp, sempre, Guagliù, c'è proprio una cosa che non riesco a guarire da questa cosa, e poi un'altra cosa che faccio sempre, cioè tutte le volte prima che comincia la diretta, me lo chiedo a me stesso e dico, ma possibile mai che tutte le volte che faccio la diretta, ma buffo come un work? Cioè questa è una cosa unica che solo io faccio, nonostante tutte le volte che poi arrivo lunedì con la panza abbuffata, che possono sempre a fare così perché mi pare che sto fumando, ma è un fatto di digestione. E dico, ma per la prossima volta ci mangiamo veramente una insalata, una fella di pane, un secondo. Invece no, stasera purpettone, basil, un chilo di pane, quindi c'è veramente, faccio più lunedì, mi scasso proprio direttamente. E poi mangio sempre proprio a breve, diciamo, prima della dieta, io proprio finisco l'ultimo murz, i pane, cose, si affua, zuppa, ma si affua. Comunque, detto questo, io veramente sono contento di stare in diretta, ero 2 settimane, perché veramente sono passate 2 settimane quando ho fatto l'ultima diretta, mi pare una vita, mi pare essere passato veramente un mese, tipo, non lo so, cioè, io sono state 2 settimane veramente intense, veramente chine cose che poi vi dirò. Oh, comunque, passiamo subito di saluto perché stasera si proprio una cifra veramente si tanti. Faccio salutare chi si cambia un po' foglie e poi ci stanno pure altre, quindi voglio salutare tutti quanti. Iniziamo da Valentina Catanzaro, che veramente la voglio bene perché sono 2 settimane che non devo cazzo di leggere, che essa mi scrive Fabri salutami, ma non ero capace di leggere un saluto suo, di leggere il suo messaggio, quindi la saluto Valentina Catanzaro che viene da Crotone, tra l'altro. Poi c'è sta Antonio Pellegrino e la mamma che fa la sarta, Punzia la Sartulella, che veramente mando un bacio a questa signora che la voglio bene, ma a me mi sono affezionato, pure se non la conosco, non lo so, però mi sono affezionato, è come mia mamma che fa la sarta, cioè lo stesso lavoro facite e non dimo la sarta, voglio facere pacca a taralla e io penso che la signora se sta guardando ce ne avrà ragione, voglio, perché veramente un lavoro molto duro. Rosario Scotti, saluto Michele Massa, Lorenzo Pigliaccio dalla Svezia che mo torna qua e sta a fibbanza che bedais, Andrea Cassese, Marianna Iodice, Francesco Latini, grandissimo Francesco che non so se stasera sta avendo una live perché aveva i compiti, mi ricordo rimane nell'esame. Poi ci sta Francesco Cirillo, Nando Cabral, lo saluto insieme alla sua sorella che si chiama Celeste Esposito, Caissimo Fiugliom Cabral, se non l'ho capito, sarà un nome di così, ci mi stramacchia Cabral, Alberto Varchetta e Vincenzo, che hanno mai tu gnome, comunque lo saluto stesso, Martina Buonfino che dice salutami decentemente. Matti, ma come cazzo ci saluta? Cioè, decentemente, non lo so con me. Comunque ti voglio bene, Matti, ti mando un bacio, ti voglio bene. Salvatore Colucci, Luca Laringe, Vincenzo Romano, Giusy Reccia, la voglio bene, che si vede sempre tutti in diretta, veramente un'affezionata alla diretta. La scuola Martusciello, una grande casa caduta, non so se la sta vedendo. Mario Cantone, Giusy Reale, Mina Old, che mi pare che il cognome sia questo qua, Sergio Gambardella e Marco Naso. Allora, questi qua sono quelli là un po' fugli di che mi ha segnato, e poi ce ne sarebbero altri che vado a vedere su Facebook in via eccezionale stasera perché mi dispiace perché l'ha scritto l'annuncio un poco tardi, quindi mi dispiace non salutarvi. Aspetta se ci riesce perché poi ho sapito che sono sempre una casa caduta, quindi vado a vedere se li trovo. Oggi intanto grande caldo qui a casa mia, veramente grande caldo, perché oggi chiuso il finestrino, chi va a finire la live, la faccio pure con la signora Rimbetta, cioè, con tutto il palazzo a fianco, perché poi qua siamo a pianura, i palazzi stanno un culo a nata, e quindi a finire la diretta me la faccio fare pure proprio palazzo a fianco, che non mi sembra il caso. E, allora sta, finalmente in diretta live, aspetta, fammi vedere i commenti, voglio il saluto speciale, Arianna Pippo, quando su saluto speciale, oggi ma fanno ore solo i saluti, già veramente già investiamo 10 minuti di saluti, quindi accontentate, io accontentate Simone Torraca, Luigi Minieri, saluto Antonella Sorbolino, grandissima, e cansavo pure a live, però sapevo prima perché è sempre in differita, la potete vedere su YouTube, lo sapete, Carmen Savasti, Enzo D'Alterio, Massimiliano Contaldi, poi ci sta più, canzacci che ha scritto un papiro che non sto qui a leggere, Umberto Rufino, Raffaele Alboreto, Alessio Di Stasio, Salvatore Romana, De Luca, Gennaro, Maria Salvatore e Raffaella De Fazio. Poi faccio da tutto quanto, ma facete continuare perché a finire veramente a finire rimane mattina. Allora, andiamo a vedere chi ci sta collegato su YouTube. Su YouTube chi ci sta sicuramente il grandissimo Forza Azzurri che veramente, no, addirittura Forza Azzurri non è nemmeno nei primi commenti, nemmeno
ottavo, nono commento per Forza Azzurri, che tutte le settimane riesce sempre a guadagnare il podio, ma sta settimana veramente è crollato. Stiamo mangiando pure il sonno, lo saluto. È Domenico Chiavarone, buonasera Fabrizio, buonasera a tutti, saluta a tutti, e dice: da quando posso vedere la live in diretta sono sempre in attesa, tra poco bella Fabri. Voglio bene, Domenico, scuso veramente per il mio ritardo a Grande Palazzo Fracet, però già ti ho spiegato perché. Buonasera a tutte le case cadute, Simone Giuseppe Mastro Giacomo, buonasera c'ero Umberto Rufino che ho appena salutato, Alicmo Bastone, buonasera c'ero, grande rispetto per questo nickname che si chiama Alicmo Bastone, che vi farò vedere durante la serata. Io scommetto su di lui perché veramente scrive dei commenti che, cioè l'ha dato scritto un paio di video, un paio di idee di video che te ne nasce bella su Guaglione, veramente bella. Buonasera, c'è Rocchio, eccolo qua, Forza Azzurri, mi sei mancato, oggi mi siete mancato veramente tanto, perché dai, cioè, sono anche un po' romantico, è tutto scuola, lo dice, ma a me mi manca molto la live perché è una cosa bella, stiamo a parlare, ci divertiamo, i commenti nostri, cioè, è nata una certa, come dire, un certo amore tra fra di noi della live, perché poi siamo sempre stessi, non è che siamo 200.000 persone, siamo sempre di 50 istanti noi, ma non so quanti ce ne sono in diretta, ma comunque sempre quei pochi intimi che ci diciamo le cose, cioè io dico anche delle cose qua nella live che nei video, per esempio, che faccio su Facebook non ne dico, manca chi l'hanno a YouTube, cioè qui è più confidenziale la cosa, si crea un rapporto proprio più intimo, a me mi piace. Alessio Enigma, grandissimo Cerone, è inevitabile non parlare della sconfitta della Juve, godo, sono delle rode, voglio un tuo discorso che ci trovano il pelo nell'uovo. Allora, io perché proprio la mia, proprio giusto perché mi hai dato quest'assist Alessio Perrotta, ti dico la verità, io mi diverto a leggere delle cose su Facebook a Juve, che noi sfottiamo i Juventini, loro sfottano, però finché rimane uno sfotto, allora io mi diverto, mi prendo il buono di questa cosa, nel senso che, non so, ci legano un link per esempio, no? Ha visto un link oggi, mi ha fatto ridere tipo di 3 minuti da solo. Non so se conoscete Tonino 1, Tonino 1 che fa quei video, che là, questi che sappiamo che lo signor simpatico che fa quei video, e si va a farci su Tonino e la faccia di Pirlo, e quindi Tonin, la vignetta diceva fatta a barba che fai schifo, no? Vicino a Pirlo. Però queste sono cose che a me mi fanno ridere perché finché rimangono come cose goliardiche per ridere, allora ci sta. Lo scherzo, lo spotto a me mi piace. Però poi quando diventano cose serie, cattive, un po' maliziose, a me non mi piace più, non mi trovate più. Quindi anche se in passato io ho fatto video che pure io ho sbagliato, perché ti dico cosa ne pensate dei Juventini che ti fanno, dei napoletani che ti fanno Juventus, allora mi va a pigliare tutta la gente che ha ricevuto, ma lo facevo perché perché era una luto pure io, perché volevo fare visualizzazione e tutte queste cose qua, però a Cecedà col senno di poi, dopo un po' di tempo non sono penduto perché non mi piace, voglio queste cose, poi quando diventa una cosa troppo seria, a me non mi piace più, non mi va più di seguire queste cose qua, quindi questo è quello che pensi, proprio carità, ognuno può pensare che poi visto, carità, questo è il mio parere, perché me l'ha chiesto Alessio e io sto rispondendo. Dopo, detto questo, Vincenzo Perrotto, buonasera Fabrizio, tu che ti vedi sempre la televisione a notte, questo è vero, anche se ti dirò che in questi giorni tengono buchini su una sera, ma tipo presto per me, l'una, tipo a luna di notte, mi rimanga a Marzullo, perché tu dici, ma sì, me lo vedo Marzullo, perché poi, sai, è uno dei miei sogni, vi svelo questa cosa proprio così, è uno dei suoi miei, oltre a quello di andare a Maurizio Costanzo Show, che io la gitta con Cruni Pui lo saprà, un altro dei miei sogni è quello di andare a Dumarzullo, cioè, tu dici guarda chi si faccia i miei suoni, ma chi sei uno dei suoni miei proprio della mia vita, è sempre stato su fatti a Dumarzullo, in lo studio, non per Marzullo, che passa anche cazzi, Marzullo, però mi piace quella, capito, fatto che quel silenzio in quella stanza di notte, che lo dice la canzone, quale canzone hai scelto e chi lo fa la canzone, fatti una domanda e datti una risposta. Dici, non so chi mi viene anche lo studio, mi ci vedo, non lo so, è il mio sogno. Però, non so cazzo mi orecchio alla televisione in notte che non sto citando un po' cambressa, mi sto chiedendo a un po' più, cioè arrivo stanco la sera e quindi magari comunque ti è capitato mai avrei qualche film Pierino? Ah, che stato. Ti dici una cosa a te, Vincenzo Perrotta, tu questa domanda, ma stai facendo da un mese secondo me, però io ti voglio spiegare anche, tu dici ma perché non mi hai mai risposto, poi ti spiego, perché questa domanda mi arrivava sempre nell'email, quando, perché voi dovete sapere, quando
cioè quando non hai mai capito perché è bot, arrivano i commenti sull'email e non arrivano nella diretta, come ora. Infatti ora non hai capito come hai fatto, mi è arrivato finalmente questa domanda e io vedevo questa domanda tutte le volte un po' all'email e tutte le volte me ne va a ridere perché c'è adesso Facebook tutte le settimane mi chiede sempre la stessa cosa con una certa costanza perché tu tutte le settimane me la scrivi 2 o 3 volte perché mi arrivava 2 o 3 volte su e ha detto adesso Facebook e io dicevo ma volevo ricordare tutte le volte di poi risponderti in diretta nonostante non leggessi la domanda di risponderti a questa cosa e ti dico proprio la verità i film Pierino erano proprio diciamo, una tradizione per me cioè io mi vedevo a quando ero piccerino in televisione, ma sempre facevano tipo 3 a notte, mi ricordo, no? Pareva tipo un coppo televideo, no? Televideo, non so se tu magari tu aiuto, ma pensi sì, ci facciamo televideo. Cioè, tu metti il televideo sulla televisione, che molto cosa coppa internet, invece prima c'era il televideo e tu vedevi i programmi che facevano, diciamo, sui palinsesti, no? Canale 5 Italia, e ci si fatte i Pierino, tipo Pierino contro tutti alle 3 di notte, ma ne esce la puttana, dice, 3 a notte, a chi ci faccio immagini, a scuola, come cazzo muoio, no? Però me lo fotto io, però morivo cioè, poi rimane mi uscire a scuola un giro puntualmente, ma proprio perché anche perché mi vedevo i film di Pierino che a me mi ha sempre fatto ridere perché non ci potevo pensare che esisteva stu Pierino che faceva so, quelle battute, quelle barzellette poi messe insieme che ne facevano di questi film storici di Pierino che poi l'attore è Alvaro Vitali per chi non sapesse se sa questi film che sono sempre a me mi fa sempre ridere poi ci sono cresciuto così. Vabbè, comunque andiamo avanti. Alessio Di Stasio, vai Fabrizio, sei un grande, sei tu, salutami, sei tutto che saluta, poi fammelo e corn a Tiziano, Cantone, beh, oramai ha conosciuto tutto quanto, è inutile che ti dico. Poi, siamo mai messi 33 c'ero stasera spaccamo tutto cose, sì, non lo so che mai spaccamo, tanto fatti spaccamo, ok, spaccamo. Michele Tattaglione, buonasera Fabrizio a tutti i partecipanti alla live, non vedo l'ora di vedere come ha sciarmato Sciarmo. Allora, io più di voi non vedo l'ora e vedrei sia il video di Bizza che veramente voglio un vedo l'ora vedere, ma voi dovete sapere che questo video lo sta montando Vincenzo, che io ho nominato molte volte, è colui che mi fa le riprese e che mi fa il montaggio. Allora io vedo veramente che non sto proprio cagando, Vincenzo, non sto cagando proprio cazzo, perché? Perché talmente che non vedo l'ora, ma vedrei su film, su video di Ibiza, che io sto lasciando a Vincenzo in totale calma, non sto dicendo invece è pronto, dici a che punto stai facendo, no, lo sto lasciando in totale calma perché non vedo l'ora e mi faresti video. Allora lo lascio in calma perché sa che chi si sta calmo e tranquillo o fa buono, o mondo proprio bello, no? E quindi io non vedo l'ora. Poi Charm uscirà dopo Ibiza, ma pensiamo a una cosa a volta. Poi Charm pure vedrete che l'abbiamo fatto perché comunque è stata una bella settimana, là, anzi, vabbè, poveriti, non voglio anticipare niente perché siamo messi a parlare a finisce. Mospix, buonasera Fabri, indovina chi sono? Mospix e sta Armando, dovessi essere tu Armando ineguale, se sbaglio, Gianni Omega, buonasera Fabri, grande Gianni, all'Icomo Bassono fai la spesa all'MD, bravo, o Spot Tiziano si pigliasse a capa di rappresentare l'MD, e poi bravo, i succhi bravo, se non sbaglio li vende l'MD, non voglio stamare, però mi pare che veramente vende l'MD, comunque correggetemi se sbaglio, allora, un biruffino, Cero mi saluti, ma toglimi una curiosità, ma sto Peppe, ci saluto già prima, ma sto Peppe Camboni chi è? Peppe Camboni è un grande amico mio che fa il cantante, questo è Peppe Campo, tu evidentemente ti sei chiuso a scavare con di Rovecchio, su Peppe Campone, che è questo amico mio che io voglio veramente bene, ma che parliamo un gol e proprio con lui abbiamo iniziato a fare le prime parodie musicali, proprio con Gol Ice l'hanno fatta, poi dopo sono nate con Malepanze, ci sono Mostro, e via dicendo. Luigi Minieri, c'ero da grande casa caduta anche oggi, appena letto da grande, pensavo, c'ero da grande cosa vuoi fare, pensavo, da grande casa caduta e anche oggi 2 minuti di ritardo, sì, io peggio, sì, è vero, è vero. Zeta King, buonasera, c'ero direttore dell'MD, ovviamente, futuro direttore dell'MD, ancora non lo sono. Ah, io Sfizio voglio quando si impillini perché sapete non me ne sta capace 54 Sberpulsi 45-54 siamo passati a 54 spettatori va benissimo io, anzi massimo rispetto massimo ringraziamento per voi che siete dall'altro lato
a sentire tutte queste cose che sto dicendo. Mattia Romagnolo, Cielo, stai facendo una live? Bravo, grazie, grazie. Lorenzo Calò, sono a casa della mia amica Sara che sta seguendo con me la diretta, siamo due case cadute, voglio bene, saluto anche te Sara che stai con Lorenzo, che devi sapere è un affezionatissimo della diretta, e anzi Lorenzo è una persona che ogni volta che organizza qualcosa, un incontro oppure su una parte così, mi viene sempre a trovare, e io lo voglio bene a Lorenzo e lo abbraccio. Alessio Di Stasio, nuovo spot della Sammontana, sì, voglio l'avete vista, io averla avrei, perché parecchi voi mi hanno scritto su fatto, esce lo spot della Sammontana, io poi stavo mi ricordo si va il video a Sharma, ha scelto proprio il giorno che ingesteva su spot della Sammontana, e tutti quanti me lo dicevate, solo che si va a scissere perché si proprio stanco, ma mi sono arrabbiato mo a sti giorni, perché la verità proprio, ma dalla stanchezza, non è che si sa che cazzo si è fatto, però stavo proprio stanco proprio mentalmente, e quindi agito appena sono un buon video lo faccio, quindi a ir immagino i secondi, e la gioco male. Quindi se non l'avete visto, l'avrei in coppa a Fabrizio Cielo, in coppa profilo, mi lo trovate, è proprio l'ultimo del video, lo trova alla Jimmy 6. Vabbè. Comunque, Anni Pianese, mi saluti, grande Anni, scusami se non ti ho salutato prima, Gianluca Cozzolino, buonasera, grande Gianluca Cozzolino, Sivero Fabio, dovrei fare la tesina, ma non tengo niente da avere. Buonasera, che veramente ci ho detto qualche volta che dici, ma a causa delle mie live sono scaturite varie bocciature, vari 3, vari 4 in pagella, perché parecchi uno mi dice, non sto fatto a me, ma una parte fa piacere, una parte no, perché avete dei brutti voti, però sinceramente cazzo ve ne fotte, che tanto sponsor è Vanuaz, lo dico qui, lo dico, scusate se sono le vostre mamme, i vostri padri là vicino, ma è così, lo sanno pure loro, lo sapete pure voi, genitori, è inutile prenderci in giro. Giuseppe Favicchio, buonasera Roma, come si deve fare per raggiungerti su Facebook? Non si può fare, purtroppo non si può fare perché 5.000 amicizie, purtroppo Mark Zuckerberg che sta mise a legge, quindi più di 5.000 non si può fare, però ti posso dire una cosa, proprio spassionata, se tu metti su segui è la stessa cosa, tanto stesso mi puoi scrivere messaggi, io stesso ti posso rispondere, tu stesso puoi condividere un video, quindi è la stessa cosa, non cambia niente. Scusatemi il mio rigurgito, ma purtroppo quando voluto sera è sempre così. Raffaele Alboreto, cosa ne pensi di Sarri al Napoli? Io sono un po' combattuto perché, per esempio, Sarri che tiene positivo, no? Vabbè, sicuramente è una brava persona, sicuramente per carità, no? Non è Massimiliano passava a Stan, però da quello che dico Murra, però alla fine penso che è un bravo uomo. Però nonostante questo io penso che comunque una persona senza esperienza, tra virgolette, in grandi squadre magari, può essere affamato come vittorie, ma che siano fatte che non si possono vanno a capire e mi voglio autoconvincere, oppure mi voglio autoconvincere, non lo so, però diciamo che io oramai una voglio dire, non lo so, sono un po' scettico, sono un po' voglio sbagliare, però faccio che sembra di tenga della Laurence purtroppo tengo proprio qua, e quindi a me ogni cosa che si fa a me mi puzza sempre di sparagno e di furbata, no? E quindi non so, cioè, ma guarda, veramente dobbiamo solo aspettare e vedere che può succedere. Comunque Sarri mi è simpatico come persona e lo vedo anche un allenatore capace, secondo me, perché con l'Empoli l'ha dimostrato, quindi non sono io a doverlo dire. Ma sento proprio un bucchino, faccio queste analisi tecniche, queste risposte tecniche così. Andiamo un attimo a rete. Mi è interrotto, ho semplicemente commentato dal cell prima che iniziasse la live ed è arrivato il mio messaggio. Ma strano, perché vi dico la verità, quello che ho capito io dal diciamo, Fox è che tu quando entri sull'applicazione di Facebook sul cellulare non si cazzo di commentare, non si può commentare perché praticamente non so perché non fa commentare. Invece poi da Google sul cellulare tu vai scrivi YouTube e vengo a YouTube sulla live puoi commentare. Chissà ci capiti, credo di aver capito questa cosa, quindi forse stasera fatta così e non si è accorto, questo dico io, poi non lo so. Matteos 84, questo si chiama. Cioè, cosa pensi della vittoria del Barcellona? Hai visto i vari video su Facebook, quello che mi ha fatto morire è quello della moglie napoletana che svolta il marito juventino, sai che Magistrile bot, Magistrile altri video che non mi ricordo, ma che su quale no, caso mi manda a me lo a Facebook, me lo vedo volentieri, ma non mi ricordo, cioè non credo di averlo visto. Antimo Flagelo, buonasera cielo, grandissimo Antimo. Lorenzo Callo, che ne pensi di Carpi e Frosinone in Serie A? A me fa piacere, ma ricordo che da Frosinone proviene quel ciclista che hanno c'era in Verone, aveva Lato Terroni, tu mi hai fatto una fantastica intervista. No, c'è sempre un'intervista a paracubetrica, cioè legato al discorso del... È come che la lava tra i napoletani che ti fanno Juventus,
era giusto per trovare la parolaccia, no? Per trovare la cosa. Comunque a me fondamentalmente mi fa piacere. Io sono sempre stato per le squadre piccole, non so perché, ma a me mi sono simpatiche squadre deboli, piccole, no? Quindi mi fa piacere che Carpi Frosinone, cioè mi fa un po' strano perché effettivamente un Carpi e un Frosinone in Serie A stonano un po' perché ci fai 5, cioè che il Carpi, questa è una cosa che voi sicuramente forse saprete, o già ne abbiamo parlato in qualche live, è una squadra che anni fa si giocò la finale contro il Pianura. Allora, io sono di Pianura, non penso che sua vita più o meno, per chi non lo sapesse io sono di Pianura, e quindi il Pianura c'aveva una squadra che giocò col Carpi si giocò la Serie C2 all'epoca e pensate che per poco vinceva, cioè, anzi no, addirittura passò il Pianura, vinse, erano due partite, la prima perdette 5-1, una cosa di 5-2, la seconda vince 8-1, una cosa simile. Comunque il Pianura doveva essere promosso in Serie C2, se non che fallì la società del Pianura perché non avevano dei soldi, non ci volevano lo stadio, cioè il campo qua era troppo piccolo e non poteva essere diciamo, agibile per la Serie C2. Un Napoli non ci voleva lo stadio di San Paolo, queste sono le leggende che si narrano qua, poi non so se sono poi. Comunque fatto sta che il Carpi poi venne ripescato e il Carpi mo si trova in Serie A, quindi figurate un po' che il Carpi ha giocato con il Pianura e mo si trova in Serie A, quindi a me mi fa sempre penso sempre a sto fatto, ecco. Però comunque mi fa piacere che queste squadre piccole stanno in Serie, diciamo, fanno sticcare, poi lascia stare con prossima pinotto a partita, ma però no, può essere pure che fa come il Sassuolo, no? Per dire, il Sassuolo pure noi ci mettiamo no, Sassuolo la facciamo, intanto il secondo anno che si salva e se leva pure con soddisfazione perché 4-5 palloni a qualcuno ci chiama ogni tanto e quindi questo è qua. Allora, c'è solo Rap Boys, c'era un big che hai migliorato la tecnologia, che cazzo, ma io non credo di essere migliorato con la tecnologia. Alessandro Nardillo, Fabri, che ne pensi di Erici Portini? Io, ma sono proprio veramente ben che tu dico, cioè ben che non ci pensa, Erici Portini. Anni Pianese, saluti anche Edoardo che sta vicino a me, grande Edoardo, lo voglio bene. Vincenzo De Lucia, buonasera, maestro fravagatore. Ho saputo che hai pigliato la fatto per l'MD e fuori la piramide di Cheope e sul Nilo, ma guarda, sarebbe un'idea stupenda fare una buffa MD con una piramide, perché poi là stanno i di turismo, poi fine alle turisti sai, un po' che casato vol, un po' che casato te, penso che un casato te scassasse proprio il piramide veramente, perché c'è un quadro che sta là, ma facevano un quadro, ma io mano quadro, cansavo proprio idea, pensate che io sono tornato qua e tutto quanto, ma che cavolo, voglio mai da credere, in confronto all'Egitto qua è inverno, ma stai dicendo, guarda che si lo giuro, voglio questo è un caldo proprio sopportabile, ma in Egitto non si capiva niente. Allora, immaginatevi che, allora, veramente, senza pazienza, immaginatevi 7-8 phone, 7-8 phone appicciate in faccia. A così, l'Egitto è così. Cioè, l'Egitto su 7-8 phone appicciate in faccia a voi, questa è l'Egitto, cioè, una cosa va su, ma vengono qua, proprio, a chi schifo, ti fai una doccia, no, in Egitto, riesci a andare a doccia, da asciutto, e da asciuttamento riesci a asciuttare, perché stai sempre fuso a mentre lo cavolo usururo, no? Che sei sempre bagnato, cioè in Egitto tu sarai sempre bagnato, cioè non ti conviene di vestire, fa perché è inutile, tamburpa. Vabbè, comunque, detto questo, Alessandro Nardillo, proprio per favore, salutami Upallin, ti saluto, Upallin. A Gianni Omega mi ricorda che Pianura Carpi finì 8-2, la partita di ritorno finì 8-2 e l'andata mi pare che vince tu Carpi 5-1, se non sbaglio, correggimi se sbaglio. Antonella Lella, sì, Pianura va in Serie A, un presidente può essere solo Roberto Carlini, ma ovviamente guarda, cioè io vorrei fare anche solo il dirigente, se Pianura gli si in Serie A, Roberto Carlino presidente, ovviamente, se non muovo e ci vado anche gratis, tra l'altro non mi faccio un papà. Sì, una casa Caruto Fabri, grazie, non so chi me l'ha detto che mi è sfuggito come. Massimiliano Contaldi, dicevo che ne pensi delle ragazze purpettone? Ma a proposito di purpettone, che me lo sono mangiato mo', ma le ragazze purpettone, ma che cazzo di domande su? Cioè, che ne pensi delle ragazze purpettone? Che ti posso dire? Che la vicina di Pasiello sono buone, perché stasera me la ci mangiate e quindi sono buone. Dudu Channel, vabbè, ma è ovvio che in Egitto fa più caldo dell'Italia. No, ma per carità, non sto dicendo che non doveva essere ovvio, però facevano bucchini capre. Questo volevo dire che è veramente fastidioso, cioè incredibile, cioè quasi, cioè veramente casa sta buono, cioè almeno io mo sto buono. Michele Tartaglione, a proposito di stadi, a Marcianise lo stadio vero è uno stadio Caruto, pensa che ci sta un muro a mezzo metro dalla linea del fallo laterale, quando ha capato sono state date in faccia a quel muro, infatti poi ma vedi che il partito un po' a chi li canal Streves e immagino, guardi che li cambia e dico ma non
si amano uno sgambetto, una cosa, una corsa, una sciuliata, una frenata malamente, chi si sa che corno in faccia al muro, perché ci sono proprio quei muri veramente attaccati alla linea, ma non mi ricordo. No, intanto, ma è una rito che sorge una assunta Cagliari che dice "Ciro, la tua connessione è sempre il top, prima da perdonare, ma io tengo una connessione che voi già sapete che è collegata al wifi dell'MD e quindi voglio lasciarvi immaginare come mi connetti. Ma fra poco mi finirà questa scimmera offerte di merda da team, quindi cambierò la Wind della team, ricordo manco più che è, quindi cambierò e mi ci mettere una connessione che ci proprio vola, cioè che bello pure i diretti faccio macila, li faccio direttamente un coppia in nuvola, lo fa capire a che livello voglio fare in diretto, vabbè, voglio fare la connessione più che altro. Allora, buonasera, c'è Antonio Capasso, la cufetta, buonasera Fabri, grande Raffaella De Faccio da Bolzano, voglio dire da Bolzano, voglio bene, ti mando un bacio, ci sposi, ci si salutami se puoi, come no, grande Ciro, Vincenzo De Lucia, Michè, pure a Napoli stanno mise buone a livello estatico caduto, cade un muro dal lato del settore ospite a Bumati, vengo pure estatica del muro a mezzo campo, San Paolo, è veramente un signor stadio. Allora, andiamo un po' indietro con Michele Tartaglione, hai ragione, Carpi Frosinone, ora aspettiamo pure il Pizzichettone, in serie. O Pizzichettone è una squadra che a me mi ha sempre fatto ridere, cioè una squadra molto simpatica, proprio perché che botte un po' più bulletto, oppure, non so, un po' televideo, Pizzichettone, ma come ci fa scimani, cioè, non lo so la città come si chiama veramente Pizzichettone, cioè può essere una città, boh, non lo so, o una squadra Pizzichetto, cioè uno per che squadra tifo per il pizzichetto, cioè, no, proprio, cioè, ma pure da coro, cioè, come fai pizzichetto, non so, come fai, è incantabile, cioè, boh, non mi facci veramente, non mi me, la squadra veramente hanno dei nomi brutti, e un pizzichettone è uno di quelli che veramente se la gioca a livelli non mucessi. Allora, Vincenzo Perrotta, la cosa è molto strana, da quando commento le live ho sempre commentato dal cellulare, a tutti i miei messaggi che sono arrivati normalmente nella live, boh, tranne nell'ultimo mese, ok, non capisco perché ho usato sempre lo stesso modo, anche stasera che stiamo a me YouTube, sì, probabilmente sarà la madre di YouTube, che voi sapete che è una grande access, no, scusatemi se qualcuno che sta sentendo di genitori, però dovete sapere anche voi genitori che a mamma YouTube è sempre stata una donna di facili costumi, a voglio di così, ma pure a mamma Facebook, che su pochi posti saranno conosciute, non so dove, forse all'MD, ma ce l'ho a fare, e quindi hanno cominciato a frequentare dei brutti ceffi e quindi sono diventate due donne un po' così, perché i bot fanno cose inspiegabili che non diceva boh, ma posso mica sbagliare, invece no, sono loro che sanno vendere delle cose ogni volta. Vabbè, comunque, all'Icmo Bastone Carlino propone, dice, i dati dei Carlini alla ricerca della specialità di nonno Beppe, Jack Carlino e suo figlio Fabrizio Bucchinare con la loro nave, la Carlinos, strappano al Conadis il tesoro caduto. Io amo questo ragazzo che ha questo nome strano, all'Icmo Bastone, però veramente lui ha delle sceneggiature voglio che veramente è superiore, è una cosa, cioè veramente una nota positiva di questa live, oltre a voi ovviamente che siete la, come si dice, la sfravagatura di questa live, ma lui veramente è un pilastro di questa live. Allora, Marinella d'Alessio, Cielo sei un grande, ti voglio bene, ma sono una grande casa caruta. Alessio Enigma, caga mio cazzo, non c'è, ti chiamo io, hai ragione, vero, caga mio cazzo, che voi chi si vede sempre la live conosce, caga mio cazzo, si chiama così, caga mio cazzo, telefona sempre verso le 10, 10 e un quarto, ma pure il bot pure subito appena cominciamo la live, fa la sua telefonata su Facebook, poi cago cazzo appunto, ma stasera mi aveva scritto che non c'era, e ci sta boh, fa niente, ogni tanto non ci cago cazzo, ogni tanto quindi va bene così. Assunta Cagliari lo saluto, come si sa, vedere casomai ciao caga mio cazzo, Assunta Cagliardi, Marigiù è con noi stasera, da già fatto pubblicità, non so chi è Marigiù, vabbè. All'Icmo passò la Gillette, Antonio Lalella e Kill Catifano Popolle Natrocchio, che io non so se esiste una squadra, cioè esiste un paese che si chiama Polle Natrocchia, lo conosciamo tutti qua, però non so se esiste una squadra, perché veramente, non lo so, c'è un'immagine Real Polle, non lo so, Atletico Trocchia, no? Veramente sono nomi brutti, mi dispiace. Alessandro Nardiello, c'ero Crocchè, ma credo Crocchè, non lo so che sì. Flavio Esposito, qui là, Fabri Panzarotto, sempre Fabri Panzarotto, che sono Panzarotto, sto facendo gli altri, non lo so, ditemelo. Sto facendo un po' che dietro, venga a me, sto facendo
da anni oramai sto facendo sempre in capo a me. Quella Fabri Panzotto sempre presente, dai che sto lavorando, tra un po' faccio io le 2 dirette e sto lavorando con la regia mobile, addirittura, non lo so che significa, che stai dicendo, sta cambiando l'inquadratura, non lo so, perché sa, c'è ultimamente YouTube ti fa cambiare le inquadrature, ma non lo so se anche nelle live ci sta questa funzione, ma non credo. Giuseppe De Luca, ce l'ho fatta a barba che la fai schifo, grandissimo Tonino, voglio che è diventato, penso anche per voi, uno spasso mediatico alle computer, cioè hai un grip tipo ieri mattina, non mi ricordo, ma varette tipo 10-15 video di Tonino, ma cioè, io voglio bene a Tonino, cioè, mi sono affezionato a quest'uomo che ma veramente mi fa sta buono, cioè, no? Cioè, c'è una potenza sti persone quando e vedi in dei video che fanno sta buono, cioè veramente a me non lo so, ma fa sta roba fa ridere, ma non lo so perché è troppo bello, non si affeziona a queste persone. Luigi Minieri, ma qui è tutto è molto bello, però ora che sei tornato, parliamo di cose serie per il futuro, ma a Sharm el Sheikh come, come sta situato? Io, a Sharm el Sheikh, guarda, sapere, io ci ho lavorato anni fa, nel 2008, io, quando lo dico, guarda, ma sono passati 7 anni, veramente, nel 2008 sono passati 7 anni da quando io stavo a Sharm, ma pareva ieri, e quando ci sono tornato, ci sono grandi differenze. Prima c'è stato, cioè, a livello proprio, cioè, film, non stavo proprio idea, prima sto parlando, ma si stavano, si buttavano, e, ma invece ma ho visto che belle non perché io non sono uscito poco dal villaggio, sono uscito poco poco, e da Ciceta non è che ho visto chissà quanta gente, non ho visto tantissima gente, pure perché so che c'è sta sto fatto che c'è paura di andare in Egitto perché sta a guerra, non sta a guerra, però a guerra secondo me arena in capo, secondo me chi dice queste cose, perché io so che la guerra in Egitto sta al nord, cioè sul Sinai, da Ciarucazzè, no? Però è come si vede sempre che c'è la guerra stessa a Milano e noi stiamo a Napoli, cioè a noi fondamentalmente, ma che scimmie ce ne fotte, dico io, no? Sta guerra a Milano, stiamo a Napoli, ce ne fottono. E quindi in Egitto è un po' così. A Sharm el Sheikh è la città, veramente questa città così, pure un po' poco, Sharm el Sheikh città della pace, ma perché nel vero senso della parola non c'è niente. È una città dove gli egiziani ci tengono particolarmente che non succedono cazzo. Perché? Perché là, sta città gli porta soldi, ovviamente col turismo. E quindi, però, stu fatto la gente non l'ha capito, perché, vabbè, per carità, stanno i telegiornali che purtroppo fanno un'informazione che magari, non lo so, non è giusta, non è esatta, e quindi la gente si sotto e non ci va in Egitto, però l'Egitto è bella, a me mi piace, sarà perché ci sono stato già anni fa e ci sono affezionato a Sharm el Sheikh, però boh, dici voglio si fosse uno che tenesse 5-6 cirne da spendere, ci andrei a fare una settimana in Egitto perché tu un buchino di mare, tu veramente non, cioè, un mare va da terno, cioè, io non avevo, quando sono stati anni fa, io mi cagavo sotto dall'acqua, pure perché era un po' inverno, io sono andato da gennaio fino a aprile, quindi era proprio inverno, proprio facevo l'animatore, facevo il pacca a e quindi non è che c'avevo tempo mi fu bagno, no? Poi se un di 2000 metri, come fanno un bagno, capita, andare su villaggio che era molto bello, però se un ponte e 100.000 metri, per me a fu bagno era fa, cioè ci metteva una giornata, quindi non lo andavo mai a fare. E invece a Rosso di Mo c'è un bagno dopo di fa, e quindi ho approfittato e mi ho fatto qualche bagno. E su altri pesci che nuotano vicini, cioè una cosa, io non ero mai, non ero abituato a andavo con tuo un pneumatico, una zoccola al massimo vicino ai tuoi piedi, invece là nuotano questi pesci tutto così, tutto colorati, belli, veramente che a me fa pure un po' impressione, perché dici, ci si stanno muzzi belle buone, una sorta che tengi, pigliamo muzzi, un pesci di merda e mandosso, quindi, però per gli amanti di queste cose, veramente, è un bello posto, prima si più femmina, per ritornare alla tua domanda, prima si venendo su che femmina, pochi meno, però sempre ci sta, Levis Worth si chiama, chissà il nome, cioè non riesco mai a collegarmi a questo per assistere alla tua live, potresti allora mi si gusta casa causa, grande Levis, che veramente ti chiamo come jeans, ma non credo che sia il tuo nome, ma questo è un nickname, ma non mo careta perché a Gesù Padre veramente tanti commenti, proprio, ma erano Gallotta pensa se uno ti dice a abiti tu a Pollena Trocchi, vabbè sì capita, Antonio Lalella, chi ha tu? Ma no, ma si è diventata così nera che capito ormai vicino a te pare albino, forse panzarotto nel senso di abbronzatura, dite voi, dimmi che uno poco sbiancato, cioè, perché 4-5 anni fa veramente si venire,
Invece mo mi sono sbiancato proprio che ha fatto una di merda, quindi oggi non mi sono potuto dedicare ai miei 5-10 minuti di sole sul barcone. Adesso, aspetta, rinnovo i commenti. Alessio Enigma dice qualche aneddoto di Bizza e Charm, ma io in realtà non volessi dire niente perché mi dispiace perché ne vorrei parlare, però volessi dicere la roba che magari esce nei video, così sai, mi posso sbilanciare, finché mo mi scappo con cazzo e vi rovino la sorpresa. Comunque, quindi è meglio non parlare. Gabriella Caiazzo, c'erano due parole per il ragazzo morto all'Old River Park a Casetta. Sta cosa l'ha già seguito, che era stato proprio il giorno dopo che sono tornato, e ci ho capito poco, ci ho capito poco e mi sono anche informato poco, devo dire proprio la verità, Gabriele. Quindi non so che dice, ovviamente mi dispiace perché so che magari per capire che non vogliono dell'età nostra più o meno, vabbè, su cose voglio che non essere successo perché veramente io non lo so, direi qualche strunzato perché non so come è morto, non lo so, quindi ma posso solo dispiacere, anzi sono cose che sono cose veramente che non sapevo, anzi poi ci sta una tua un altro ieri, ci sta che è morto, non so di dove, per incidente, veramente che ragione pure lui. E quindi voglio, boh, non lo so. La morte a me non lo so, mi rimane spiazzata, non so bene cosa dire. Andrea Attanasio, proprio in questi giorni siamo andati in vacanze in Emilia Romagna e Toscana e praticamente abbiamo visto con da Zaffuna, Penny Market a Bavarun e Eurospin a Migliara e persino nell'ED, io pezzotto, pezzotto e l'MD, no, sono fratelli, e non siamo stati, cazzi tu, l'MD fa qualcosa, capo, ti ringrazio per il capo, ma già lo sapranno parecchi, ma tu la sapevi, visto che non lo sai, che l'LD è abbacciato con l'MD, non ti preoccupare, sono la stessa famiglia e con meno frate, quindi vai tranquillo che è la stessa cosa dell'MD, trasa tranquillo che ti rispetteranno e ti tratteranno come ti trattano all'MD, quindi casato con la a Zaffun, casato come cazzo te a Bavarun e Ciocconut a Migliara, quindi vai tranquillo, è la stessa cosa. Salvatore Avallone, Ibiza non bisogna parlare, ma bisogna andarci per capire veramente la bellezza di questa isola. Sì, al di là di tutto, i paesaggi di Turlatavo, è veramente bella, proprio l'isola. A me piace proprio le isole, io sono proprio patite, e quindi a me mi piaceva questo fatto di quest'isola, tutto, poi è abbastanza molto verde, molto accusivo, e a me Ibiza è bello, cioè, veramente bella, bella. Però non c'era tanto casino come magari c'è stato luglio, agosto, non ci sono mai stato, però stavo poca gente, ma stavo proprio una muro, bella, Ibiza è bellissima, cioè, ma cazzo non me la dice, ma se ci si può dire, cioè. Mania Fry si chiama, c'è lo Sarri e un boss di Comorro, che ne pensi? C'è la città prima, ha risposto, è un allenatore che è abbastanza valido, mi piace, mi è simpatico, diamo di fiducia. Allora, Peppe dice, perché mi censuri? E tu dici parola, capocchia, non lo so. Chissà, poi, la pezza capo, Gabriella Cazzo ce lo saluto perché è bellissima, addirittura questa si sa, io non so, non ci vede bene, vede, vabbè. All'Icmo Bastone, il professor Carlino presenta, questa è un'altra delle sue sceneggiature, la Divina Carlinata. Nel mezzo del cammin dello Sparagno, nel mezzo del cammin dello Sparagno mi trovo in un cono oscuro che la dritta via per l'MD era smarrita. Ad che bene, veramente. Vi ti applaudo perché cioè, per me tu meriti. Guarda, mi dispiace che non c'è una platea qua che possa applaudirti come sto facendo io, ma questa è una delle più belle che tu abbia mai scritto. Io la ripeto perché il professor Carlino presenta la Divina Carnata. Nel mezzo del cammin dello Sparagno mi ritrovai in un conato oscuro che la dritta via per l'MD era smarrita. Cioè, veramente, questi sono versi che si sentisse veramente Roberto Carlino, te regalasse, ma senza pazzia, una casa caduta, ma proprio diciamo in miniatura, cioè tipo bomboniera da regalasse. Questa è un'idea, le piccole case cadute come bomboniere, si va da scusa e facciamo insieme, non vi preoccupate per una mano. Domenico Tassaro, Fabrizio Meglio, però sembra troppo Mastro Roberto Carlino, ovviamente, io bene, sempre prima Carlino e poi dopo io che sono un tuo umile discepolo che sto imparando questi. All'Icmo Bassono, questo nome, Alessandro Nardiello racconti la storia del Crocche quando lavorava in pizzeria, ma la storia del Crocche, ma già l'ho raccontata tante volte, anzi a breve, spero di avere un po' di tempo, mi sono venuti un paio di episodi in mente, sempre vecchi della mia vita, che voglio fare a livello di video, così qua a Facebook, può fare nuovo. Annibale Rossi, proprio quando ti trovo all'Imperial a Casalnuovo, guarda Annibale, mi dispiace, ma io ero convinto di doverci ritornare all'Imperial di Casalnuovo, ma invece
stiamo facendo questi sketch in tutti gli Imperial che esistono, cioè sta chi di Casa Nuova, sta chi di Casa Latour, e ci stanno nato pare, che non mi ricordo dove, e quindi purtroppo io credevo di dover ritornare là, invece non ci torno più. E qualcuno pure mi l'ha detto, e fa, ma quando torni, non troppo, quando torno, lo dico, perché là da fu una cosa che non ci pensai, e invece poi la fanno non ci torno più, comunque, va bene, non ci torno più, mi dispiace per carità, però vorrei che è una cosa che lo sto dicendo già da tanto tempo, comunque a fine giugno, esce tutto mi sta salendo in capo, a fine giugno io sicuro organizzo il raduno, quindi stiamo tranquilli e sereni, mi fa piacere si venite, perché veramente parecchio che cioè, che non faccio, è un anno che non faccio un incontro, anche se ci siamo visti qualche volta a Mostra d'Orte Mare, ci siamo visti, non mi ricordo a Roma, ci siamo visti parecchi volte quest'anno, comunque a fine giugno organizzo la tour, questo è poco ma è sicuro. Michele Tartaglione, massimo rispetto per la Casado Cola, ma il Casado Tè Verde è veramente una latrina, che delusione, ma in verità io l'ho mai provato, il Casado Tè Verde non l'ho mai provato, aggiungo il Casado Tè alla pesca, e ti dico la verità, è buono, questo non è la prima volta che lo dico, veramente è buono, cioè è chi di zucchero, perché sarà quello che a me mi piace, perché a me piace il zucchero, però è veramente buono, Casado Tè alla pesca, voglio veramente la bibita dell'estate. Raffaele Arborito, Imperial Fitness a bolla, sì, sicuramente ci verrò perché se sta pure a bolla ci venimmo perché stiamo facendo proprio un giro di tutto l'Imperial a fare sketch che abbiamo registrato poi ultimamente che va da vedere che so che cazzo, sketch di Lorenzo so che cazzo, ma questi qua ultimamente che abbiamo girato ci siamo divertiti particolarmente. Um, Alessio Enigma, raduna a casetta quando? Guarda, io Tagit voglio fare Napoli, voglio fare Caserta e se mi riesco voglio fare pure Salirne perché da pure sono solo io, però sa qualcuno che mi chiede ogni tanto e io voglio fare come tutto quanto, quindi penso che a luglio sicuramente anche a Caserta e spero di riuscire a fare i fauni pure a Raffaele, a Diego, non so a chi cazzo, Carmine mi piace, non lo so, voglio fare una cosa che almeno di cercare di riunire tutto quanto noi che facciamo i video a Facebook, così ci mettere tutto quanto e venire a Caserta magari tutti quanti insieme e facciamo questo incontro. Girmanda 31, ce l'ho io aspetto una recensione sul cocco, sul sciocco brio che ti ho fatto vedere su Facebook prima, che infatti costa 40 centesimi, se ricordo bene, mi hai detto che hai detto, ma che ci guadagnano che si qua 40 centesimi a vendere un ciocco brio che per chi non lo sapesse è tipo quelli, come si chiama, quelli busti di latte piccolo, che latte e cacao dovrebbe essere, se capito? Infatti l'ha già assaggiato perché poi in estate sarà bella, sarà pure sfaziosierlo, no? A Tovevere, secondo me. Salvo Sibillo, bentornato Fabri, grandissimo Salvo, e di nuovo ben ritrovati a tutti, grande Salvo, l'educazione, vedi che saluto tutti qua. Comunque è venuto i fuochi, il pizza sham, manco solo Scalea, ma ha fatto pure lì di Mappatello, non so se hai visto la foto, Scalea poi, ma venendo quando ero ci andavo con la mia famiglia a Scalea, che su Culillo Pere, come diceva il buon Tony Tammer, ho cambiato la foto, spero che sia di tuo gradimento, ma io credo che avevi la fotografia tu in coppa perché avevi tantella e quindi non ci vedo. Oh. Anni Pianesi è bello, vieni a casetta, ma veramente volentieri. Gianni Omega, ma quando uscirà il video di Ibiza, allora, oggi è 8, io spero, mi faccio incroci, no, adattati, non lo so, già, però spero che massimo, massimo, massimo per il 15, per il 15, mo qualcuno ha la sai, purtroppo non lo monto io, sto andando di scienza, oggi rendetevi conto che è un lavoro duro, perché noi abbiamo fatto tipo 3-4 ore di girato, di riprese, pensate che andarsi 3-4, no, 3-4 ore, posso esagerare, posso rubare l'ora, però pensate a queste 2 ore di scienza da cercare di pigliare i migliori 20 minuti, per esempio, allora voglio non è facile, perché è difficile, quindi veramente spero che per il 15 massimo, ma secondo me pure prima, esce sto video, vi faccio vedere, non vedo l'ora perché ho video di Ibiza, secondo me, già ve l'ho detto prima, ma mi piace di ripeterlo, è un video a livello di scherzi, secondo me, più belli che noi abbiamo mai potuto fare. Quindi veramente chi lui che esce questo video, ma godetevelo con una grande casata cola, ovviamente congelata, e 2 patane le bonne, 2 patatine le bonne, ma ci mettete pure prima, e ve lo ride un bello. Allora, Lorenzo Calò, io e Sara ci chiediamo perché è stata censurata la faccia di una ragazza comparsa in video del pappagallo. Ma non mi ricordo che non era una guagliù, forse mi ricordo. Non era una ragazza, ma era una professoressa, cagavo pazzo, che 3 ore a parlare, 3 ore a fare polvo, bel buono, no, però le immagini non le dovete, frate a me, sta mai 3 ore a parlare, dice, no, no,
poi c'è, sì, c'è, e poi c'è dopo, poi mettiamola e ci prima la faccio perché non esiste la 3 ma fa 3 prima e poi mettiamo in due video. Mattia Romagnoli c'era un giorno fa una pubblicità dell'MD con Roberto Carlino, ma è il mio sogno, perché poi sta gente che sogna di cosa, ci vincere Sanremo, gente che sogna di vincere un Oscar, e invece il mio sogno è quello di fare una pubblicità dell'MD con Roberto Carlini, ma sono sogni molto, diciamo, tranquilli, tra virgolette, che io però ci spero. Vega Italia, rilassati, no? Io sono rilassatissimo, Vega, io ogni tanto mi agito, è proprio un modo mio di parlare. Domenico Tassaro, Fabri, facciamo un film, Natale all'MD, ma questo sarebbe bello, con Alec Mobassone alla regia e tu e Roberto Carlino protagonisti, sai che ne esce? La coppia dopo Boldi De Sica, Carlino Cerrone, veramente incassi, veramente mancano lì, incassiamo, però. Mattia Strino, ma della Nutella Choconat che fa concorrenza alla Chinarì, ne parliamo? E che resta Chinarì? Scusami, io sono... Sei scritto tu malamente, però non so cosa si cresta Chinarì, non la chinare senza accento sulla, non so cosa sia, fammi lavorare perché veramente non so. Chissà dice giustamente Carmine Galeotto si fa cavolo, si fa cavolo perché sto chiusa in per non far sentire la live pazzi rimpette, quindi un po' di caldo fa. Comunque respect, intanto Alessio Enigma che evidentemente si sarà visto il video dei veci fatto da cinesi da Kilo Train che veramente voglio, cioè io ve l'ho già raccontato ma ci volevano le telecamere perché la cinese ha rubato in Kilo Train sembrava veramente o perché noi siamo stanchi veramente voglio stiamo proprio accisi pareva uno scherzo perché sta cinese cioè, parlava sempre voglio, cioè, ma sai ma ti presenta la radio cioè voglio la radio cioè chi parla sempre oh, ma che so cioè, ma che si sta registrando un messaggio vocale infinito perché cioè, è possibile che una persona che l'ha trovato cioè non si deve una pausa che lei cioè, e poi parlava no parlava sempre cioè, ma che so cioè, ma guarda, siamo proprio così, siamo proprio veramente incazzati. Ha rischiato veramente brutto la cinesità che tu treno, ha rischiato di essere proprio lanciata dal treno. Poi ma tu metti che c'ha i vecchiuri, e invece si nasce con quella sua perla, bella buona, rispetto, please, veramente una calma unica. Vabbè, comunque, Raffaele Alboreto mi rivedo il video di Capri il tempo in cui esce il video di Ibiza, sì, effettivamente pure Capri dura una ventina di minuti, ma a volte dicevo, video di Ibiza è veramente superiore a quello di Capri, lo dico proprio sicuro mo faccio proprio libero che ma è più bello di quello di Capri, questo lo posso garantire perché secondo me ci siamo un po' più superati. Gemanda dice Fabio in Formula 1 va cambiato lo champagne, va cambiato lo champagne. Chiediamo a Bernie Eccleston di mettere botti made in MD, spumante dell'MD veramente €1, un bel contratto ce l'ho, ma parlerò personalmente con Bernie, si chiama così, oppure faccio parlare direttamente a Carlina che ci stiamo là, sulle cazzo, sono la stessa età, quindi magari io me la scuola insieme, non lo so, e quindi magari si troverà l'accordo. Aldosterone, voi non vorrei essere fuori luogo, ma chi l'ha fatto qui? Si finisce sta cosa, ma non ci capite. Vabbè, comunque mannaggia questa qua. No, ci avevo un attimo una cosa, eccolo qua, no, ci siamo, anzi siamo 58, siamo aumentati, stranamente diciamo, dall'inizio della live ogni tanto qualcuno crolla, qualcuno va a dormire, qualcuno si va a cacà, non lo so dove va, però invece stranamente questa volta siamo aumentati durante la live, io vi ringrazio sempre perché per me è un piacere. Giomanda 31, ma come è come io sto video di Capri non l'ho visto, lo trovo sul canale? No, bella domanda questa qua. Purtroppo in coppo canale questo video di Capri ce lo bloccarono. Un giorno ci accorgemmo che il video era bloccato, pure perché ti spiego. Battetto non cuofono le canzoni veramente diciamo, esagerate proprio, perché poi devi sapere che su YouTube le canzoni originali, tipo che ne sa, Titanic, Pitbull, non si possono mettere, perché YouTube accusa, cioè non è che YouTube accusa, chi fa canzone accusa che dice magari chi ha dato su canzoni da mamma e quindi purtroppo succedono delle cose che all'improvviso si bloccano il video quindi su video è stato bloccato sta sul canale non lo posso vedere su io perché purtroppo gli altri non lo possono vedere però questo qua lo puoi trovare sulla bacheca cioè no sui video di Anna Furore che sarebbe la proprietaria dell'agenzia di viaggi Furore Viaggi sta all'angolo là e te li trovi io l'ho anche condiviso tipo un paio di settimane fa quindi esiste cioè molto povero perché a Facebook miracolosamente si è riuscito a caricare, cosa che l'anno passato Taiyusang, non so se qualcuno si ricorda,
che veramente l'anno scorso da 3 giorni ho caricato questo video a Facebook e non ci riuscivi, sei proprio mezzo che non si capiva perché, e ho caricato a YouTube invece, quindi che stai. Pierpaolo Soccio, c'ero sto guardando la live con mia cugina Michela, me la saluti, ciao Michela, grandissima, ti voglio bene. Flavio Esposito, su Panzarotto, un Panzarotto, sì, tu giustamente Panzarotto Flavio, me ne scusa l'antistress, Panzarotto antistress che mi si è venuto a trovare a Ucomicon. Ucomicon comunque la regia mobile sarebbe per fare la diretta televisiva, la regia mobile sì, la conosco, la regia. Allora, Gianni Omega, i cinesi per non pagare le telefonate utilizzano POP simili a WhatsApp. Bene, può essere che funzionano tipo walkie-talkie, per questo non sentivi pause. Allora, ciao, ma l'hanno mi chiedesse che la cinese è merda. Vabbè, comunque, Marilena, un bacione da Bari, intanto Raffaele Ascolese, un bacione pure a te. Marilena d'Alessio, ce l'ho, ma sono due le pubblicità nuove, è vero, della San Montana, è vero. E muoviti a venire a Salerno. Ovvero, oggi scoperto pure che sono due pubblicità della San Montana, cioè è incredibile. Allora mi toccherà farne un'altra, probabilmente perché su due, cioè, una è che la che ci fatta ieri che è simile, dice, ma che l'anno scorso, solo che è una femmina che parla, e poi c'è sta nata che veramente sa davvero. Francesco Di Sarno, guardate cosa dice, c'era una collaborazione con i Jackal, manca un personaggio come te, ma i Jackal a me non mi hanno mai cagato, cioè io parecchie volte io ho anche scritto per la verità perché loro cercavano tipo delle figure dei personaggi cose per fare i video oppure altre figure tipo per pubblicità, però non mi hanno mai cagato, io ho sempre scritto e purtroppo io già non mi hanno cagato, per me sarebbe un grande piacere perché comunque veramente li ritengo forti e quindi sarebbe veramente un piacere. Manda 31 fa preso, prendi con gli altri video per coprire le canzoni coperte da questa protezione, è semplicissimo modificare la canzone con programmi editing, io lo faccio sempre ad ogni mio video. Ma guarda, tu veramente riesci a fare questa cosa, io ti faccio sapere, se mo Vincenzo l'ha risolta, perché mo sta facendo un montaggio e Vincenzo vorrebbe mettere canzoni conosciute, famose. Infatti lui soffre di questa cosa perché dice, ci volessi mettere queste canzoni, a così invece ci mettere le canzoni con YouTube che sono canzoncine, no? Così, su basi fatte così. Guardi, non ti fa una cosa, allora scrivimi su Facebook perché casomai ti metti in contatto con Vincenzo se non ha risolto questa cosa, così casomai si veramente sai cagnare in musica, ci fai un piacere perché noi magari cazzo vogliamo mettere, sai, una canzone di Queen per dire, no? Allora, a mattina cagniamo e a mattina in due e cose. Quindi mi facesse piacere questa cosa qua. Quindi ricordano dopo su Facebook che tenga che è una capa caruta. Lorenzo Calò, vicino a Avellino c'è un paese che si chiama Vaticano, scusa, Vaticano, Venticano. Immagina se il paese rivale si chiamasse Ventigatto. Cioè, a che scorsa come sembra sclerare che battutisce i tifosi della squadra locale vorrebbero tanto vedere Misciu con la maglia del Ventigatto, che Misciu non si è capito fino a fatto, è l'unico giocatore di cui non si sa che sfacimmi fino a fatto Misciu, veramente un mistero. Allora, contattami su Facebook se vuole avere il copyright a video così lo ricarichi, non ti dovrebbero dare il copyright, ma dai, contattami tu, non mi fai scusa, che stai già contattare mi scusa. Alessio Di Stazio, la faccia come la, allora, faccia come la, c'ha puttana mi è sfuggita, bottiglia della Casato Cola nera nera, bella battuta. Vabbè. Aldo Sterone, no, ce lo volevo dire, ma poi qui la collaborazione con i Pantella, no, sono piatti vacanti o meglio, ma sul piatto vi dirò anche una cosa, anzi ve la perché mi pare pure anche giusto farlo, almeno a buio. Almeno a buio. Mi manda un messaggio, forse un paio di mesi, no, forse un mese fa, come si chiama? Coppa WhatsApp, uno dei Pantellas manda un messaggio che devo dire la verità, è anche un bel messaggio, ve lo voglio leggere perché per par condicio, è giusto, ha sempre pubblicato delle cose anche contro di loro, però infatti questa cosa la volevo fare anche prima. Poi mi ha scritto un messaggio dove si scusava ulteriormente questo problema che c'è stato, ma sempre si lo trovo, però perché sempre se lo trovo perché purtroppo tengo facciamo rovizia no su WhatsApp che odio non riesco non riesco massimo a segnare i numeri che non si fanno quattro vabbè. Comunque vi leggo il messaggio di Daniel dei Pantellas che dice ciao Fabrizio, sono Daniel, quello brutto e sfigato dei Pantellas, sono riuscito a recuperare il tuo numero dai messaggi che ci siamo scambiati su Facebook a ottobre dell'anno scorso.
quando avete vinto i Pantellas People. So che sei deluso dal mio atteggiamento, sono sparito e non sono stato corretto nei tuoi confronti. È vero, abbiamo avuto dei casi interni che sono stati gestiti male. La persona a cui avevo affidato People si è licenziata e altro, ma non importa, tu hai rispettato le regole del concorso e io non ti ho fatto pervenire il premio per tempo. Non ho scuse. Io credo e ho sempre creduto nel progetto People. Non è stato accantonato, ma semplicemente posticipato. Il vostro premio è pronto per essere spedito e da parte nostra c'è ancora la voglia di collaborare e spingere al massimo il vostro duo. Naturalmente, se tu sei disposto ad accettare, lo dico col cuore, mi dispiace davvero, ti stimo, ti rispetto e spero di collaborare presto insieme. Un abbraccio e saluto a Frank. Daniel. Un messaggio molto umile, diciamo, cioè, è un messaggio molto veramente ha saputo fare, ha saputo fare, ha scritto molto bene. Però per carità non l'ho proprio cagato, perché pure questo, perché proprio, sono sincero, pure perché voglio, magari ci fa proprio tutto questo, nonostante non me lo butto più, non so, è passato talmente tanti illudi e sono successe cose e sto facendo certi fatti, i video qua, mo di quelle cazzo che volesse fa, sinceramente mi è passato manco la capa, manco di risponderlo, per carità. Magari lo risponderò quando sono poi più tranquillo, ecco, oh, questo è quando lo voglio dire in onore di cronaca, perché mi domandate sempre su fatto di Pandella, sfapo. Comunque, Luigi Minieri dice: sarebbe bello avere un gruppo su WhatsApp con tutte le case cadute e te, ovviamente. Il nuovo suggerisce uscire WhatsApp. Sai che apparentemente il telefono sarebbe sempre scarico, questo è vero. A volte non vedo Facebook è così bello, perché ma stanno qua su WhatsApp, cioè, veramente un pagamento di cazzo WhatsApp, non so a voi, ma a me mi cago proprio. Io cerco sempre di non starci su WhatsApp, che cioè, se guarda, è Facebook, è WhatsApp, ma è uscito su Kiwi, che non mi scriverò mai, cioè, veramente se guarda. Domenico Mare Chiaro Miele, sei mai andato a fare spesa all'Eurospin? No, ma c'è anche un po' di curiosità, ma noi a fare spesa, proprio visitare l'Eurospin, non mai o sei rimasto fedele all'MD? Sempre l'MD perché lo tengo qua fuori, è più facile. Titti De Vizio, c'è l'MD ha fatto Cozzotto con i 5 Stelle San Montano, io oggi sono passato proprio all'MD e come si dice, nel reparto gelati, ma stiamo prendendo due pezzotti giusto per farmi una risata, mentre mia moglie comprava delle cose e breve, questi pezzotti come si chiama, i cucciolone, che si chiama il biscotto, poi a Giscoc, Gran Stecco, questo pezzotto romano, poi sta uno che si chiama ricoperto, non so, come una specie purissima, mi documentavo un po' sui nuovi pezzotti dell'MD, però su pezzotto, dimmi come si chiama perché non so quale sia. Assunta Gagliardi, buonanotte alle 5:30, suona la sveglia, ciao a tutti, grande Assunta, buonanotte, buon lavoro per domani, buona pesca perché 5:30 penso che solamente a pesca, comunque buonanotte. Simon 3, ce l'ho visto la parodia di Acuto della Bruciata della San Monda, sì, la giusta è più che cazzo, di carità, e anzi, volevo spezzare una lancia a favore di Acuto, che, perché qualcuno mi ha scritto, wow, c'è da copiata, ma non è vero, cioè, io ha fatto proprio un'altra cosa rispetto a quella che io ho già fatto l'anno scorso con la Bruciata della San Monda, cioè, adesso sta la copia, veramente, cioè, poi non potesse dire, sì, sì, ma non c'è proprio nessuno, cioè, una copia di me, cioè, la sua Bruciata della San Montana e gli ha fatto una parodia, ma diversamente da come gliel'ho fatta io l'anno scorso, quindi non c'è sta proprio motivo, cioè, non so, ma boh, una copiata di niente, che so voglio dire. Vabbè. Lorenzo Calò, che ne pensi delle bevande Arnone? Arnone sono pazzotti dal 1900, anche quello è un marchio di pazzotti, appunto, cioè veramente Arnone è pazzotta forse da più tempo dell'MD, guarda, non voglio dire una cosa fuori luogo, ma secondo me è così. Domenico Mariglia, ma se ti prendessero come cassiere all'Eurospin come faresti metti in difficoltà con gli amici dell'MD, ma non potesse mai accettare, è tipo come si per esempio Totti per dire cioè gli Salazzi, no? Cioè una cosa che non potrebbe mai succedere, o come Maradona all'epoca fosse passata a Juve, no? Che sono cose molto impensabili. Mattia Strino, c'ero che ne pensi di Salvini, ma non me ne fotto proprio Salvini, ma ti dirò anche Salvini sarà una casa caruta, per carità, che poi la politica a questi livelli non la segue, perché non ci capisce niente, me ne fotto proprio, per dirla proprio, ma ti dico, lontanamente, Salvini secondo me è un figlio di Bucchino, io questo lo dico perché, sai perché? Perché per esempio in confronto a Bossi, che era una grande casa caruta e proprio sprizzava proprio antipatia, cioè Bossi è uno, da quando ci è venuto
l'ictus che ci è venuta non so se è morta, cioè, sotto sotto, che è inutile negarlo, ma sotto sotto tutti noi abbiamo pensato, fa un bocca a chi da mettuso, anche su scememme, cioè, abbiamo pensato, è inutile che facciamo scemo, diciamo, no, no, l'abbiamo pensato. Ma Salvini, in confronto a Bossi, tengono fatto che è un attimo più bucchinare, perché è un attimo, cioè un attimo molto più simpatico. Questa è la mia visione personalissima. Poi Cais sarà una casa caruta, parla male di Napolitano, non lo so, non me ne fotto, però sia così da Passanua, però come persona pare chi sarà giovane, un po' come Renzi, cioè Renzi è una casa caruta, però c'ha quella sua simpatia, che pare Pierini, pare Killa, pare Mr. Bean, questa è la cosa che penso. Chissà, no, c'è just test, c'è una cosa come editi, voglio, ma secondo voi sono un tipo che edito, cioè edito, cioè edito, ma per carità, quando faccio i video con a Facebook, sì, ma con Movie Maker, può fare capire a quelli che sono video semplici, che tu vedi una pubblicità, fai un taglio, poi ci parla la coppa e fai, come dai, fai capire, metti insieme una cagata, però questi video piccolini su Facebook li edito, per mettere questo parolone io, perché sono una cagata, ma i video, quelli là che vedono un po' tipo il Tug Life, tipo che si capiscono, oppure le parodie, sono editati da un annetto a questa parte da Vincenzo, che non mangiano mica, che nomino, che ha già nominato pure stasera, che fa proprio di mestiere, proprio fa il montatore video e fa le riprese, quindi prima era Frank, poi è Vincenzo, quindi lui edita comunque con un programma che si chiama, come si chiama? Il programma Adobe, non mi ricordo come cazzo si chiama, comunque una cosa, Premiere, perché sia il programma che lui monta i video. Francesco Di Sarno, e gli astemma a Bossi ce l'hanno mandato tutto quanto, ma infatti, che casa del paese caro, c'è anche fino a fatto, vabbè. Vabbè, Domenico Marelli a Romele, hai visto a Dobbio Savasta un nuovo alleato del Napoli, sicuramente ci somiglia, ma io tengo un compagno Romia che è ancora più somigliante a Don Pietro Savasta, non gli fa paura. L'unica cosa su Magno Romia, nonostante sia più giovane di Don Pietro Savasta, perché è più piccolo di me, tiene 27-28 anni, purtroppo tiene pochi capelli rispetto a Don Pietro Savastano che ha più capelli, però per quanto riguarda la faccia è tale e quale fa paura, qualche body di volesse mandare in qualche video alla già manata, però in qualche video dove magari si potesse fare qualcosa tipo parodia Gomorra si fatta... Raffaele Alborito c'era mi hai ricordato di fare le stampelle a Ibiza infatti Vicenza che si pensava che erano rotte stampelle veramente una casa caruta di proporzioni proprio immani concedetemi questa parola in Italia. Alessandro Pazzi proprio ti ha detto della piscina all'Imperial sì, ma hai detto ma cazzo sembra una fotografia di culo hai detto mia moglie ha detto queste parole qua pure perché una settimana prima o 10 giorni prima a Sharm el Sheikh avevo fotografato di culo e gli guagliano che si un bar che tra l'altro mi ero messo involontariamente per ricordare la verità perché siamo involontariamente mi ero seduto in una posizione al bar qui in questo villaggio di Sharm praticamente i guaglioni si mettevano là a chiedere le bibite e io manco a farlo apposta non volevo fare un selfie e non vedo un selfie no, che è come fosse un specchio e vedevi il culo di quella città come una pozione basta di culo e quindi ho approfittato ho fatto una foto dei culi di queste russe non so che ne lascia oh. Anni pianisti, io voglio un nuovo video Tug Life dai. Allora, vedi che su questo ve lo posso anticipare. Nei video di Ibiza e di Sharm el Sheikh ci stanno dentro tu pari Tug Life, questo ve lo posso dire tranquillamente, quindi non vi preoccupate che le Tug Life non mancano mai e tra l'altro, ma dice pure un'altra cosa, vabbè che se non la posso tanto anticipare, comunque vabbè, diciamo quando finisce, come si dice, quando usciranno questi video di Sharm e Ibiza, escono video inerenti alla Tug Life, veramente, voglio dire, noi lo stiamo facendo, però poi ci abbiamo dovuto fermare per via di queste cose e per un video voglio giocare veramente come dici tu a me ma guarda secondo me veramente su pazzo uno io non lo dico mai ma uno dei video più belli che abbiamo mai fatto purtroppo l'abbiamo avuta fermare ci siamo dovuti fermare continueremo quando Vicenza finisce i pasti montaggi che veramente è una cosa di Tug Life però più particolare
che poi vi farò vedere, proprio un bozzicino di più. Mattia Romagno, che bevanda mi consigli di prendere all'MD oltre alla Casa Cola e Casa Te, rimane vaga, fa una bella scelta all'MD. Ma io ti consiglio i succhi di frutta della Viviland, veramente sono buoni. Beh, io te li consiglio freddi, veramente mettili in due frigoriferi, bello fritto, fritti di succhi di frutta, vai sicuro, vai tranquillo. Michele Tartaglione, Fabio ha creato la friend zone di livello Fish Life, troppo epico. La friend zone, la Fish Life, sta ricordando che avevo pesce d'aprile, la Fish Life, che gli faceva 4 ricchi. Raffaele, diciamo, ma veramente hai perso la sfida di Ibiza. Voglio, non posso dire niente, non posso far rovinare la sorpresa. Secondo te la perso? No? Dimmelo tu, cioè, comunque, non posso dire, va da vedere, allora, Giumanda, c'era una domanda, tu e Frank avete questo bel canale ben visualizzato con un bel po' di iscritti, ma avete la partner? Sì, per carità, anche se per anni non abbiamo avuto la partner, per carità, nel fior proprio dei video, cioè i primi video tipo per 2-3 milioni di visualizzazioni che abbiamo fatto all'inizio, non dovremmo la partner, quindi abbiamo perso pure soldi, ma ne eravamo capaci di sta partner, poi dopo con la bocchina della mamma YouTube a rata partner a cane più tutto quanto, ha dato partner libere, invece prima volevo buchinare, noi siamo capitati in quell'epoca che YouTube volevo buchinare e non avevamo la partner, quindi veramente sempre stati abbastanza sfortunati. Francesco Di Sarno, si potrebbe pensare ad un film che la Casa Caruti e Ianura, girato con fondi donati da tutti noi e ne facciamo tutti parte. Ma guarda, questo, sai che c'è sta gente che le fa queste cose? Secondo me non è male come idea, che ne pensi? No, no, guarda, questa si chiama in inglese, stasera per spara proprio, si chiama, che troppo io chiamo, a chiama culletta come si dice a Napoli, facciamo una culletta. Oggi che volevo fare bucchina no io, ma volevo fare questi figli di bucchina che hanno peccone, figli di bucchina, hanno chiamato crowdfunding, a tu puoi una culletta. Cioè, non dico loro dicono crowdfunding, quando si regnano così parole ci faccio in inglese, come si chiama culletta? Cioè, crowdfunding, che sarebbe che veramente, diciamo, chi segue i video di una persona può finanziare, ci può dei soldi per fare un video, un film, no? Ed è già successo perché stanno qua si chiama Claudio Di Biagio, mi pare, che faceva i video con Wibo su un romano, forse lo conosci, sicuramente lo conoscete, ha fatto un fatto così proprio, cioè, ha fatto tipo di Landog, un film di Landog, un film nuovo, come è stato finanziato da chi lo seguiva, quindi ha fatto questo fatto così. Comunque cioè, esistono queste cose più in America perché capiscono mancano euro, a meno credo, non lo so. Comunque magari voglio che sia belle magari ma io sono come voi si ricordate un euro, voi buttate il casato colo, cioè per far capire, non trovare una casa piena di casato colo, ma non di soldi per fare sto film. E vabbè. Mary Oliva, ce lo fammi passare l'ansia dell'esame di Stato, mi racconti tu com'è andato? Allora, io non l'ho già fatto proprio l'esame di Stato, ve lo dico qui perché ma penso che avete capito, credo, perché io sono arrivato in quarta superiore e basta, da lì in poi non ho continuato più, molto qua ne so, che cazziare, la quarta superiore, no, tu favo venire perché sono stato bocciato 3 volte, la quarta superiore veramente oramai non ce la ci proprio, non è che sono stato bocciato che mi ritiravo, che mi rompevo il cazzo, quindi poi a zumbato direttamente questo esame di Stato, non l'avevo fatto, non mi sono proprio diplomato, quindi non accidente, posso aiutare da questo punto di vista. Prima parlare dell'esame terza media, prima parlare della quinta elementare, ma dell'esame di Stato non possiamo parlare. Game Revolution Web, cioè, mai, puoi vedere pubblicità perché non mi fai più. No, l'ha già fatta ieri, l'ha già fatta la San Montana, per carità, quando tengo ispirazione posso fare pure, però fare sempre le stesse cose a me non mi è mai piaciuto, cioè nel senso che sì, mi piace, sì, mi trovo stimolato in qualche pubblicità che vedo, così, sì, ci fa sempre le stesse cose, io sono sempre propenso a cambiare video perché sono fatta così. Vincenzo De Lucia, dopo una mezz'oretta affissa ai libri, sono tornato da lei, professore, che mangi pezzi è bello regno nel regno di Carlino, ma non lo so così pezzi che mi ricordo parla sempre a così, quindi non mi ricordo fatti la live così vedrai quello che abbiamo detto. Vabbè, caro Fabrizio, vado a registrare ed editare il video mio di domani, mamma mia, non mi fa pensare alle 3 ore di editing che mi aspetta, sì, perché un montaggio è veramente una cosa pesante. No, scusa se rido perché sorge sta domanda di Domenico Mari Chiaromiri, dice, ma tua moglie quando ha scoperto la tua passione per l'MD cosa ha detto? Veramente domande abbastanza diciamo, scabrose. Io sono le 22:40, perché la verità vi devo lasciare perché mi volessi a fare un grande caffè. Cioè, so che magari qualcuno di voi sta dicendo ma un caffè a questo no, io un caffè mi piglio la mezzanotte per me, ecco qua
che a me non mi fa l'effetto che mi fa sta città, cioè, no, a me prima avevo qua che mi qua, sto a studiare qua, quindi me ne vado e niente, io sono stato troppo felice di stare qua di nuovo a fare un'altra diretta, per me è sempre un'emozione, non mi ci abituo mai perché mi piace e niente, io questo è quanto, io vi saluto, voglio bene a tutti quanti, vi auguro un buon esame a chi ha da fare l'esame, veramente, perché vedo che state tesi, vedo che un po' scrivete, ma papà, ma sto cagando sotto, guardate tranquillo, aiutando, ci sono cose un po' più difficili nella vita, un po' più politiche, ma giustamente lui sta dinanzi, e dice, ma se no, io vi capisco, perché faccio in bocca al lupo, non so se si fanno di bocca al lupo quando vado a fare l'esame, non so, comunque li faccio, e niente, io vi ringrazio per aver seguito la live, ci vediamo sempre lunedì prossimo, sempre se mi succede qualche cazzo, ma non credo, alle 21:30 come sempre. Ringrazio e mando un bacio a tutti quelli che si vedono la live sempre dopo in differita veramente sono diventato come Mazzutri che sembra ma ci sta e niente io vi saluto, vi voglio bene ciao ciao ciao, saluto tutti quanti, caffè carisma però giusto che serve il caffè dell'MD carisma voglio bene. Abbiamo chiuso con 57 spettatori, una piccola soddisfazione. Siamo partiti con 54, abbiamo chiuso con 57 in crescendo, e siamo rimasti su quell'onda là. Tengo pure sto ciuffo a Benedetto. State buono. Un bacione, buonanotte e grazie. Ciao, aiuto.